Nasce a Capodorlando all'interno di Villa Piccolo la Casimiroteca di Villa Piccolo, spazio permanente al piano terra della casa museo interamente dedicato alle opere di Casimiro Piccolo. Casimiro è stato colui che nel 1970 ha dato vita alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella e questo nuovo ambiente è stato voluto non a caso proprio dalla Fondazione per valorizzare il contributo dato da quest'artista all'arte del Novecento e alla cultura contemporanea. Ad inaugurare lo spazio espositivo dedicato ai dipinti e alle fotografie di Casimiro Piccolo sono stati il presidente della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, Giuseppe Benedetto, e il sindaco di Capodorlando, Enzo Sindoni, insieme ai consiglieri di amministrazione della Fondazione e al presidente del comitato scientifico, Vanni Ronsisvalle. La Casimiroteca è veramente un luogo in cui l'arte di Casimiro viene fuori in tutti i suoi aspetti. In questa sala in cui siamo ci sono le opere giovanili, ecco i ritratti di famiglia, ecco ritratti che mostrano veramente l'amore di Casimiro verso il tratto pittorico e verso i familiari. Pensiamo per esempio ai ritratti che Casimiro ha fatto a Lucio Piccolo fin da giovane e poi a Tomasi di Lampedusa, il cugino. Tomasi di Lampedusa, per coloro che non sapessero la storia, l'autore del Gattopardo. Senti, guarda, quello che mi stai dicendo, poi le telecamere mandiamo in onda le immagini, ma quello che voglio dire, dove erano tutte queste preziosità finora? Allora, noi le avevamo conservate e custodite in archivio, adesso abbiamo deciso di mostrarle al pubblico secondo questo nuovo allestimento, perché ci interessava e ci interessa fare venire le opere fuori dagli archivi, mostrarle alla gente, fare in modo che la gente ne possa godere. Sento in sottofondo una musica, mi sembra di Harry Potter. Che c'entra Harry Potter con Casimiro? È la musica di Harry Potter che introduce alla parte centrale della Casimiroteca, ovvero dove sono gli acquerelli magici. Nella sala che ospita gli acquerelli magici si è voluto creare un bosco, un verde bosco che contrassegna le pareti e un cielo grigio scuro, e la musica di Harry Potter è una musica magica, e quelli sono gli acquerelli che Casimiro dipingeva addentrandosi nella notte nel bosco di Villa Piccolo, dopo essere tornato al mattino nella propria stanza e avere riprodotto attraverso i propri acquerelli le figure che egli incontrava in queste passeggiate notturne. Quindi cosa c'è di più magico?